Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti. Oggi è una giornata particolarmente dedicata agli eventi scientifici in provincia di Venezia, quindi c'era una ampia possibilità di scelta per quanto riguarda i temi, però oggi siamo qua per un tema che è a metà tra quello che è il sociale e lo scientifico. Sì, sicuramente è dedicato ai medici, in particolare a coloro che si dedicano alle attività dei più giovani, agli odontoiatri, ai pediatri, a tutti coloro che hanno a cuore quello che sono le nuove generazioni. La Francia, sui giornali ieri, sta portando avanti un percorso per vietare l'uso dei social sotto i 15 anni. È un segno del tempo per quanto riguarda quello che è la deriva di una che è una tecnologia ormai pervasiva che la pandemia ha sdoganato in maniera ancora più incisiva in questi ultimi anni. A me viene in mente però un concetto di un presidente molto amato che era Sandro Pertini, che diceva che i giovani non hanno bisogno di grandi sermoni, hanno bisogno di buoni esempi. Ci sono degli esempi che vengono reiterati da grandi persone, come mi è venuto in mente il presidente Mattarella, che privatamente in questi giorni ha reso omaggio agli oltre 60 morti a Cutro in Calabria per quanto riguarda il senso dello Stato e l'esempio di rispetto che deve essere sempre ricordato quando ci sono situazioni di questo genere. E quindi le nuove generazioni guardano noi per quanto riguarda anche gli esempi che dobbiamo dare. Tutti quelli che vedo qui probabilmente sono nati e cresciuti nella generazione di giochi società, di monopoli, alta finanza, di risico, giochi di società, diciamo, che ci riunivano attorno a un tavolo in maniera educata per divertirci e imparare qualcosa della vita. Adesso la grande problematica invece è capire che cosa guardano i nostri figli, i nostri nipoti, che derive hanno, perché gli algoritmi che ci verranno spiegati molto meglio di me e dai relatori di oggi sono capaci di prendere per mano i nostri ragazzi e portarli in percorsi soprattutto di tipo economico e a volte anche purtroppo deviato. Ringrazio quindi il Presidente della Fondazione Ars Medica, Gabriele Gasperini, e tutto quanto il suo staff e tutti quanti i relatori intervenuti oggi, perché per l'ennesima volta ha portato alla ribalta quello che è un tema sociale per l'aggiornamento culturale degli iscritti. E dall'altra parte, insomma, quando si parla di questi temi, è un richiamo poi tutte quante le coscienze a quelle che sono delle problematiche di educazione e controllo, per quanto è possibile, di indirizzo per quanto riguarda le nuove generazioni. Ho parlato fin troppo, ringrazio in particolare, permettetemi, il dottor Carretta, rappresentanza della Stress Serenissima, il dottor Saccone della 4 Sveneto Orientale, che sono venuti qui a portare i saluti. Sono anche loro coinvolti in altri eventi in contemporanea delle loro AS, quindi apprezzo particolarmente la loro presenza qui per il tempo necessario e siamo in attesa poi dell'assessore Venturini per i saluti del Comune di Venezia. Prego Gabriele, grazie di tutto quanto il tuo impegno. Io vi ringrazio di essere qui presenti. Io chiamerei il direttore, se vuole le due parole, il direttore Giovanni Carretta, direttore sanitario del AS 3 Serenissima. Prego. Grazie Gabriele, grazie Giovanni, buongiorno colleghe e colleghi. Io mi limito a un saluto da parte del dottor Contato e di tutta la direzione che guarda con grande interesse iniziative come queste che sono di grande attualità. Io faccio due riflessioni soltanto che sono così abbastanza generiche e che di fatto danno un pochino, spero che diano un pochettino il segno di quello che è l'importanza degli argomenti che vengono trattati oggi. Allora, digitavo ieri, guardavo un pochettino quando hanno cominciato a diffondersi un pochino la storia di internet, no? Quindi stiamo parlando fra poco di 24 anni, era il 12 marzo dell'89 quando è stata pubblicata una prima, diciamo così, proposta da parte di uno scienziato informatico, il quale appunto proponeva una modalità
che potesse essere interattiva e che di fatto prefigurava quello che poi abbiamo visto con la gestione informatica dei dati. Ci sono voci o comunque evidenze del fatto che qualche anno prima era stato utilizzato già per, diciamo così, in ambito militare, ma nell'ambito civile è sbarcata a cominciare dall'89. Stiamo parlando di 24 anni. 24 anni. Sembra incredibile, ma di fatto questa nuova modalità interattiva ha cambiato completamente il modo di relazionarsi, di vivere, di gestire le informazioni, la conoscenza. E se ascoltiamo gli sociologi fare delle riflessioni ci dicono che perché un cambiamento sociologico, relazionale importante, una dinamica sociale si entri in equilibrio col modo di vivere dell'essere umano ci vogliono dalle 2 alle 3 generazioni. Quindi stiamo parlando di un arco temporale molto più lungo. Ci rendiamo conto come di fatto l'impatto che ha avuto questa novità sia di per sé devastante dal punto di vista delle dinamiche e degli equilibri. Aggiungo che quello che è accaduto recentemente col Covid ha avuto l'effetto di determinare un'accelerazione mostruosa, soprattutto per quanto riguarda le fasce più fragili e più deboli, quelli dei nostri figli, degli adolescenti, i quali improvvisamente si sono trovati privati completamente della possibilità relazionale. Quindi nel periodo della crescita, io ho 2 figli adolescenti e si sono trovati a casa per dei mesi con la possibilità di interagire soltanto per via telematica. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, quindi abbiamo un aumento enorme e drammatico delle terapie psichiatriche che vengono presi, dei tentativi purtroppo spesso anche riusciti di suicidio, dell'autolesionismo e di tutta una serie di reazioni che sono drammatiche e che stanno dando il segno dell'effetto che questo diciamo, isolamento forzato ha avuto su queste fasce più deboli. Quindi l'effetto è stato complessivo quello di un'accelerazione, come se si fosse di fatto fatto un balzo in avanti nel tempo, perché c'è stata una spinta sempre più grande, ormai è diventato uso comune per tutti l'interattività, le riunioni, cose che prima si potevano fare ma che di fatto non erano entrato nell'uso, è diventato qualcosa di quotidiano di cui crediamo insomma di non poter più fare a meno. Rendiamoci conto che l'impatto che può avere nelle dinamiche sociali di chi appunto improvvisamente si trova senza compagni di scuola, senza compagni con cui fare sport, passare il sabato sera o comunque gestire le proprie amicizie può avere avuto. Riuscire quindi a fare un approfondimento allargandolo e non diciamo, limitandosi a quello che è l'impatto del Covid, che è una cosa da cui vogliamo uscire tutti quanti il più rapidamente possibile, è sicuramente un qualcosa di intelligente, di appropriato e di dovuto, che credo possa dare un grande contributo al lavoro di chi si occupa di salute dei nostri figli e appunto di questa fascia d'età così delicata. Per cui rinnovo il mio ringraziamento agli organizzatori e faccio i complimenti anche per come è stata pensata e per i relatori che sono stati invitati e auguro a tutti una buona giornata lavorativa. Grazie direttore. Diego Saccon, che oltre che essere a fine giornata nella tavola rotonda è il direttore del SERD, della S4 Veneto Orientale, delegato a portare i saluti di questa azienda. In questo primo round porto i saluti del dottor Filippi, direttore generale dell'ULSS 4, che non può intervenire perché è impegnato in un convegno di oncologia che è stato organizzato dalla nostra azienda a Portogruaro, però assolutamente ci teneva a portare i suoi saluti. Io non posso parlare con le parole del dottor Filippi, parlo con le mie, però so che lui insomma è molto sensibile e molto vicino all'attività dei servizi territoriali, perché ha fatto anche il direttore dei servizi sociali prima di fare il direttore generale, e quindi è molto diciamo, sensibile a queste tematiche. Quindi l'azienda ringrazia Gabriele, ringrazia l'Ordine, il dottor Leoni, presidente dell'Ordine, e tutti gli organizzatori dell'evento. Mi permetto di aggiungere che siccome insomma, parliamo di 2 aziende che sono nella stessa ex provincia, attuale città metropolitana, e che già hanno una serie di rapporti strutturali, perché ad esempio l'ospedale dell'Angelo è l'hub della provincia o città metropolitana, penso che anche ad altri livelli sia importante sviluppare e sostenere l'integrazione, no?
tra servizi delle due diverse aziende su alcune tematiche, anche per quanto riguarda ad esempio questi problemi, anche per quanto riguarda il lavoro dei servizi territoriali e dei servizi che io definisco di salute mentale in senso generale, perché vabbè, nel Veneto abbiamo un'organizzazione particolare per cui abbiamo il Dipartimento di Salute Mentale, il Dipartimento per le Dipendenze, l'UOC, IAFC, la disabilità dell'età adulta che adesso segue anche l'autismo degli adulti, una serie di silos separati che per carità rispondono a delle specificità, però insomma pongono anche poi dei problemi di integrazione, tant'è che insomma altrove sono organizzati in maniera diversa, ad esempio con dipartimenti integrati, ma non voglio entrare nel merito di questo, però penso che sia importante che quest'area di servizi delle due aziende possa avere una sinergia, perché poi ci sono dei problemi che a livello metropolitano sono comuni e quindi promuovere il confronto e la collaborazione su questi temi penso sia particolarmente importante. Grazie ancora. Grazie Gabriele, saluto Giovanni, i relatori, la Polizia Postale e tutte le persone impegnate, chi mi ha preceduto perché ha fatto veramente una relazione straordinaria, inquietante devo dire, cioè, usciamo di qua un po' inquietati, però è la descrizione di una realtà che alle volte facciamo finta di non vedere. È evidente che riguarda gli adolescenti con danni effettivamente maggiori ovviamente, riguarda un po' tutti noi, io ho in mente insomma la scena della Festa del Redentore, io ho la fortuna negli ultimi anni di vederlo in una posizione un po' sopraelevata, e vedi tutte le persone sotto, nessuno guarda i fuochi, tutti guardano uno schermo, cioè filmano 45 minuti di fuochi, non guardando i fuochi, guardano uno schermo. E quindi a questo punto stai a casa, ti guardi la diretta e te la godi diversamente. Non siamo più capaci di goderci forse il momento, stiamo diventando, ma lo vedo anche su me stesso, insomma, io sono sempre col telefono in mano, se non lo tocco almeno una volta ogni tanto, penso di averlo perso e vado in panico. È evidentemente un tema di questo tipo di tempo storico che stiamo vivendo, ma è un tema che mentre gli adulti possono provare a risolvere evidentemente autolimitandosi o mettendolo in modalità aerea quando vanno a letto, spegnendolo addirittura o chiudendo a un certo punto la fase del lavoro per chi può a una certa ora e andando a casa tranquillo, per gli adolescenti, per i bambini, come diceva la dottoressa, è ancora più inquietante. Credo che tutta la comunità educante oggi debba interrogarsi. È evidente che abbiamo una comunità educante rispetto a soli 20 anni fa molto più fragile, molto più frammentata, molto più priva di alcuni strumenti, anche di conoscenza di quello che accade nel mondo. Le famiglie sono sempre più polverizzate, sono sempre più sole, le reti familiari sono sempre più distaccate, le parrocchie, il mondo sportivo, il mondo educativo fa sempre più fatica ad essere dentro la vita di questi ragazzi. La scuola ovviamente e anche gli insegnanti sono un po' in difficoltà nell'affrontare alcuni temi e quindi in questo fenomeno, ma anche in altri fenomeni, noi come amministrazione comunale ci troviamo davanti alle volte veramente a situazioni in cui non siamo in grado di giudicare quel tipo di situazione per il minore sufficiente per la sua capacità di crescita e quindi sono addirittura necessari provvedimenti di affiancamento, addirittura in alcuni casi di estrema ratio di collocamento del minore in strutture protette perché quella famiglia non è in grado di dargli quegli strumenti minimi ed è una situazione che sta assumendo numeri preoccupanti. Gli stessi comuni oggi fanno difficoltà a star dietro alla mole di lavoro che sta arrivando nell'area dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi non è un tema di Venezia, è un tema di tutti i comuni perché poi ci confrontiamo e c'è un tema sicuramente, l'indicatore principale è il costo, la rete che paghiamo per i minori inseriti in comunità, che è un costo che ogni anno cresce, no? E invece questo non dovremmo accettarlo come un dato di fatto, insomma, è un fallimento dell'intera comunità e anche ovviamente della parte pubblica. E, ascoltando la dottoressa prima è evidente che noi ripercorriamo, al di là poi delle punte patologiche o di reato o di situazioni pessime, però abbiamo normalizzato anche sui quotidiani nazionali le interviste a ragazzi di 18 anni che fanno 100.000 euro su OnlyFans. Io continuo a leggere interviste su Corriere, su Repubblica, sulla Stampa, di ragazzi che candidamente, o ragazzi, dicono io faccio 100.000 euro, 250.000 euro su OnlyFans. E i giornali nazionali mainstream, quelli che tutti leggono la domenica a casa,
mettono in pagina, addirittura in prima pagina, queste testimonianze. Cioè abbiamo anche in qualche modo dimenticato cosa esaltare e cosa non esaltare. Stiamo raccontando storie che forse non andrebbero raccontate, oppure andrebbero raccontate come casi limite, casi da non ripercorrere, casi da non inseguire. Invece vengono ascoltati anche su TG, insomma, di Mezzogiorno. Studio Aperto ci racconta sempre queste grandissime storie, no? E sono temi che poi vengono ascoltati e vengono visti. Allora, la soluzione evidentemente per quanto riguarda i bambini può essere, come diceva, insomma, l'auspicio è non mettergli in mano questi trabiccoli. È evidente che per gli adolescenti è già più difficile, in alcuni casi non dargli il cellulare è esso stesso motivo di esclusione da una rete sociale, si rischia l'autoisolamento perché non sei dentro, forse lo puoi fare se sei Amish nello Utah, non puoi farlo se sei oggi uno studente o un giovane inserito in una comunità di coetanei. È evidente che quindi la soluzione può essere solo quella di rafforzare le reti fisiche, di rafforzare le reti in presenza, di rafforzare tutto quello che può essere vero e non virtuale. Anche perché quel mondo virtuale molto spesso consegna a tutti noi, ma in particolare a un adolescente, un senso di inadeguatezza, perché tutto quello che vediamo sono tutti quanti giovani, palestrati, belli, super truccati, con la Lamborghini, ed è chiaro che quello non può essere il mondo reale, non è il mondo vero. E io che non sono con gli addominali, non sono con i denti bianchissimi, non ho i capelli come un modello e non ho la Lamborghini, mi sento in qualche modo inadeguato. Se a 35 anni posso accettarlo, a 14 forse questa mia accettazione può essere diversa. Infatti vediamo costantemente segnali preoccupanti che sfociano poi in disturbi alimentari, incapacità di stare insomma, sul pezzo e con capacità appunto di autodeterminarsi e di autoaccettarsi. E il tema dell'autoaccettazione di sé per gli adolescenti in questo tempo forse è effettivamente una delle principali emergenze che abbiamo. Quindi potenziare la rete fisica secondo me è l'unica soluzione che abbiamo, posto che non riusciremo mai a ridurre oggi la rete virtuale, esiste dentro tutta la nostra vita. Come farlo? Ovviamente tornando alle esperienze vere, tornando a provare a regalare ai nostri giovani l'esperienza di una passeggiata, di un'attività sportiva, di anche godersi un momento con gli amici, di creare delle situazioni anche in città, e su questo stiamo lavorando come amministrazione comunale, di esperienze vere, di luoghi di ritrovo effettivi, dalle biblioteche che stiamo raddoppiando qui dietro, alle sale prove musicali, a dei parchi con un minimo di strutture sportive, a spazi sportivi anche che possono ospitare eventi in presenza coi grandi idoli. I grandi cantanti oggi non possono venire in questo territorio per ragioni appunto di spazi. Portare qui dei cantanti, degli idoli sportivi può aiutare questo e affiancare le famiglie. Noi come Comune abbiamo da anni un servizio, si chiama Servizio Educativo Domiciliare, in cui aiutiamo la famiglia inserendo un operatore in qualche momento, in qualche giornata, per aiutare la famiglia nell'educazione di questi ragazzi, perché molto spesso sono famiglie monogenitoriali o con delle fragilità o non integrate o con situazioni difficili. Quindi questo è un servizio che stiamo potenziando e evidentemente non basta, ecco, un pezzettino. Serve un grande mosaico, non si vince con un'unica azione, credo, posto che si possa mai vincere, ma dobbiamo comunque continuare a crederci e quindi ognuno deve fare la sua parte. L'amministrazione comunale evidentemente ha un ruolo importante, che non è solo un ruolo di supplenza nelle situazioni peggiori, ma è quello di mettere in rete, creare un minimo di ambiente che possa garantire a questi ragazzi esperienze vere, esperienze appunto di relazioni umane significative. Grazie Gabriele, perché questo convegno è stato discusso in giunta. Molto spesso noi, vi racconto una curiosità, noi eroghiamo i patrocini, no? Diamo i patrocini agli eventi, che solitamente un patrocinio dicono che non si neghi mai a nessuno, e quindi arriva la proposta, viene valutata, ha un'istruttoria e poi arriva il patrocinio. Questo è uno dei pochi casi in cui la giunta si è bloccata almeno un'oretta per discutere dell'importanza di questo convegno. Il sindaco ha bloccato la giunta, ha letto tutta la cartellina e per un'ora la giunta comunale si è interrogata su questo titolo, e quindi il patrocinio in questo caso sicuramente non è solo di forma, ma è proprio di capacità di scuotere anche gli stessi amministratori davanti a un'emergenza che è effettivamente reale. Grazie.